Al termine di un campionato che definire emozionante e combattuto è sicuramente riduttivo, il Sant'Olcese strappa il ritorno in prima categoria. Gli orsi mettono sin da subito le cose in chiaro nel girone D di seconda categoria con 6 successi in altrettante gare. La prima sconfitta alla settima giornata con il Begato permette ugualmente di mantenere la testa con 2 punti di vantaggio sull'Atletico Quarto. Ancora una sconfitta nella giornata successiva, questa volta per mano del Savignone, e per la prima volta i grigio-blu vengono superati in classifica dall'Atletico Quarto. È però nello scontro diretto proprio con l'Atletico Quarto che il Sant'Olcese si ritrova solitario in vetta, chiudendo il girone di andata davanti al Caderissi. Alla prima giornata di ritorno il pareggio con il Mariscotti e la concomitante vittoria del Caderissi sul Masone fanno sì che le due compagini tornino a condividere la poltrona del comando. Il Caderissi sorpassa il Sant'Olcese alla 15ª, prima del controsorpasso frutto del successo con il Burlando e contestuale sconfitta dei bisagnini con il Mele. I punti di vantaggio a questo punto aumentano a 5, ma è ancora la bestia nera Begato a far frenare bruscamente la fuga. Il Masone soffia sul collo della capolista attardato di un solo punto. Masone e Campi, terzo in classifica, escono sconfitti dalle gare con Mariscotti e Mele e grazie al successo con il Savignone il Sant'Olcese torna a +4, ma non c'è tregua in vetta. Capolista sconfitta questa volta dal Caderissi e poi fermata in casa dal Mele. Il vantaggio alla 23ª è di un misero punticino, incrementato 7 giorni dopo grazie al successo del Monsignor Sanguinetti sull'Atletico Quarto. La classifica recita a questo punto Sant'Olcese 47, Masone 44 e Caderissi 43. Si decide tutto alla penultima giornata. Quando gli orsi superano il Mele all'inglese, il Begato si trasforma da bestia nera in alleato sconfiggendo il Masone. Con una giornata di anticipo il Sant'Olcese ritrova una prima categoria che mancava dalla primavera 2012.